A tutti voi buona giornata, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà sabato in regione per fare il punto sulla rotta balcanica in Friuli Venezia Giulia, incontro in prefettura a Trieste. Il tema è sull'agenda del governo, al punto da mandare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a incontrare gli enti locali. Sabato in prefettura a Trieste il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico verrà allargato all'esponente del governo e al centro della discussione ovviamente la rotta balcanica che da ottobre a dicembre 2022 ha visto un numero quadruplicato di arrivi in città. La vicenda è spinosa e anche l'avvicendamento dei prefetti con Pietro Signoriello, subentrato ad Annunziato Verdè, non è del tutto casuale. Signoriello aveva comunque anticipato che un esponente del governo sarebbe arrivato a breve e tutti guardavano al 24 gennaio quando il capoluogo giuliano ospiterà il vertice sui Balcani con la presenza del ministro degli esteri Antonio Tajani. Sabato il focus sarà comunque sulla questione migranti. A Trieste nel 2022 sono arrivate 12.500 persone contro le 6.200 del 2021, in prevalenza pakistani e afghani, ma non sono mancati gli arrivi di famiglie. Resta poi il nodo dei riaccompagnamenti in Slovenia che secondo le associazioni umanitarie sono illegali, mentre il governo, dopo uno stop non ufficiale, ha deciso di riattivarle a novembre. C'è anche il nodo dell'allargamento di Schengen alla Croazia e la possibile istituzione di pattuglie miste italo-slovene e croate. Tutte questioni che potrebbero essere raccolte dallo stesso Piantedosi e poi affrontate anche nel vertice sui Balcani, che avrebbe come focus la situazione di crisi tra Serbia e Kosovo, ma che potrebbe essere esteso anche alla rotta degli esseri umani. La caserma della Polizia Stradale di Amaro è stata intitolata questa mattina al vice sovrintendente Maurizio Tuscano, il poliziotto morto nel dicembre 2021, travolto da un'auto mentre prestava servizio. Ci racconta tutto in diretta da Amaro il nostro Daniele Micheluzzi. Buongiorno da Amaro, siamo nella sede della caserma della Polizia Stradale, lo vedete dalla targa, la caserma è stata intitolata oggi alla memoria di Maurizio Toscano, vice sovrintendente della Polizia di Stato, che qui prestava servizio, morto nel 2021 a seguito di un incidente, è stato travolto sulla A23 mentre stava prestando servizio. Oggi in una cerimonia è stato ricordato proprio con l'intitolazione, lo scoprimento della targa. Siamo con Paolo Di Domenico, dirigente del compartimento della Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia, che ha un po' organizzato questa manifestazione, con il ricordo di Maurizio, con la sua famiglia, la prefettura, la benedizione del Vescovo. Oggi è un giorno importante perché il ricordo del sacrificio non è soltanto un evento che rimanda a un sentimento di mestizia, ma rimanda a un sentimento di sprono, un sentimento a far meglio, un sentimento per le nuove generazioni, un sentimento per gli utenti della strada, rimanda a un sentimento di collettiva mestizia per ripartire e per avere lo slancio a far meglio. Sì, e poi lo vediamo anche dalla targa, vittima del dovere perché è morto in servizio. Oggi c'erano anche i bambini della scuola elementare di Amaro, un esempio anche per le future generazioni. Certo, il legame è inscindibile. Non tanto e non solo con le istituzioni scolastiche, ma con il territorio. C'era anche il sindaco, c'erano anche gli appartenenti al corpo forestale. Volevamo dare il senso di una comunità che non ha perso un suo rappresentante, ma che vive nel ricordo mesto, vive nell'esempio, vive nella presenza. L'intitolazione va in questa doppia direzione, ricordo e presenza del collega che non c'è più. Sì, c'erano anche poi i familiari, la moglie, il figlio, il fratello, la mamma e tanti altri amici oltre che colleghi. Io intanto vi restituisco la linea grazie a Paolo Di Domenico, più tardi nel corso di A Voi la linea sentiremo anche le parole del questore di Udine. Intanto a voi. Grazie a Daniele Micheluzzo per questo collegamento in diretta. Andiamo a Udine dove la fibra ottica ultraveloce sarà stesa lungo tutte le vie del capoluogo entro i prossimi 12 mesi. Sarà terminato dunque il lavoro di cablatura iniziato 4 anni fa con Open Fiber. Entro la fine del 2023 Udine sarà totalmente cablata. Tracce e nuovi scavi sono in corso d'opera lungo diverse strade del capoluogo friulano. La linea internet ultraveloce raggiungerà tutte le zone della città, dal centro storico alla periferia,
quartieri inclusi. Udine sarà una delle città complete in tutto il suo territorio, dall'estrema periferia fino al centro, che sarà cablata interamente. Quindi poi non si metterà più mani per fare cablature e l'interconnessione sarà velocissima. Udine diventerà così uno dei primi capoluoghi d'Italia a colmare questo gap tecnologico. Abbiamo preferito intervenire in questa prima fase senza attendere lunghi tempi come hanno in altre città per poter avere l'accessibilità diretta. I tecnici di FiberCop sono già al lavoro e termineranno di estendere la fibra ottica già posata tra il 2019 e il 2020 da Open Fiber. Siamo riusciti a farlo pur sapendo che andavamo incontro anche a problemi di rotture di strade. Purtroppo chiediamo un po' di pazienza ai cittadini perché facendo questi interventi di collegamento fibra ottica ovviamente presuppone anche la rottura di parti degli asfalti. Il porto di Trieste come perno intermodale per favorire il trasporto merci via ferrovia dal Far East all'Abruzzo lungo la dorsale adriatica. È stato presentato oggi a Trieste il servizio che collega lo scalo Giuliano all'interporto di Manoppello in provincia di Pescara, scelto da Honda Italia per il trasporto di componentistica in arrivo dall'Asia. Il porto di Trieste cresce e in realtà conquista un mercato particolare perché Honda ha deciso di scaricare i container a Trieste per poi portarli via treno in Abruzzo. Sì, Honda ha fatto una scelta che non pensavo ma è razionale ed è logica, nel senso che passare da Trieste per arrivare in Abruzzo è più efficace che passare da altri porti e questo è dovuto a tutte le modifiche che hanno subito, diciamo, le supply chain a livello globale dopo la pandemia. Cioè dobbiamo, tra virgolette, ringraziare la pandemia perché ha portato a una inattendibilità dei servizi marittimi che invece rimane ancora molto presente nei servizi ferroviari. Quindi avere una tratta ferroviaria rispetto a una tratta marittima oggi comporta di avere più puntualità, più efficienza e quindi loro hanno scelto di passare da Trieste e grazie anche a una scelta lungimirante che abbiamo fatto noi di avere la nostra impresa ferroviaria che insieme a Sangritana, quindi Adriafer, svolge questo servizio fino a Pescara, a Manoppello. La Polizia Municipale di Monfalcone ha tracciato un bilancio sulle attività di controllo svolte nel 2022, sanzioni di poco inferiori ai 200.000 euro nell'ambito degli autotrasporti, focus sulla tutela degli utenti deboli e attenzione particolare anche al mancato rispetto delle regole da parte di chi viaggia sul monopattino elettrico. 23.073 veicoli controllati in un anno, di cui 954 sprovvisti di revisione e 139 privi di assicurazione. Sono alcuni dei dati emersi dalla relazione dell'attività svolta nel 2022 dalla Polizia Municipale di Monfalcone. L'impegno dell'ufficio guidato dal comandante Rudy Bagatto si è focalizzato in particolare sui controlli nell'ambito degli autotrasporti, con 822 sanzioni comminate, di cui l'88% a mezzi con targa straniera. Ammonta a 194.557,46 euro l'importo incamerato su questo fronte dal Comune. Attenzione anche al tema della sicurezza: 192 verbali per eccesso di velocità, 584 per mancato utilizzo del cinture di sicurezza, mentre sono state 11 le denunce per guida in stato di ebbrezza. La curiosità è rappresentata dal mancato rispetto del codice da parte di 74 conduttori di monopattini elettrici. Sono stati inoltre 228 gli incidenti stradali rilevati, di cui fortunatamente nessuno mortale, con 505 persone coinvolte. Particolarmente importante infine il lavoro per la tutela degli utenti deboli. 136 le multe per sosta abusiva su stalli destinati a diversamente abili. Le statistiche del 2022, rileva il sindaco Anna Cisinte, confermano l'efficacia degli investimenti fatti in questi anni nel progetto Monfalcone Città Sicura, sia in termini di attrezzature e impianti di videosorveglianza, sia di organici, sia nell'adeguamento all'applicazione delle normative, tanto che oggi siamo considerati un comune modello dalle autorità di sicurezza, con le quali la collaborazione è massima. E a proposito di mancato rispetto delle regole, insolito episodio in centro città a Udine, 2 water, un lavandino e un bidet sono stati scaricati nella notte in via Zanon tra la strada e la roggia di Udine. Sono stati abbandonati a fianco a un albero, come vedete in queste immagini, in attesa di un successivo smaltimento. Erano posizionati sul marciapiede a ridosso della pista ciclabile
è impossibile per gli udinesi non notare la scena che è stata poi segnalata anche alla nostra redazione. Qualche sorriso, ma anche qualche disappunto. I sanitari sono poi stati ritirati dopo qualche ora, verso le 10 erano spariti, probabilmente recuperati da una ditta o chissà, forse anche dallo stesso proprietario. Il flamenco ha aperto il 2023 al Teatro Ristori di Cividale, protagonisti dell'evento il canto, la musica e naturalmente la danza. Per la stagione spettacoli di Cividale, il Teatro Adelaide Ristori ha ospitato l'apertura del nuovo anno con un concerto di flamenco, genere di musica e danza di origine andalusa nato alla fine del Settecento non come spettacolo, ma come un'esigenza di sfogare gioie e dolori in un linguaggio intimo e privato. Presentato fuori abbonamento su produzione dell'Associazione Musicale Sergio Gaggia, Flamenco a Teatro ha avuto per protagonista il chitarrista, compositore ed autore spagnolo Carlos Spinana, accompagnato dal percussionista Miguel Ángel Orengo e dalla ballerina Mamen Manos. Unione indissolubile di canto, musica e danza, il flamenco è espressione artistica dell'esistenza umana, di cui sa rappresentare con forza impressionante gli universali dualismi di gioia e sofferenza, amore e odio, materia e spirito, vita e morte. A presentare al numeroso pubblico del Teatro Ristori la passione ed il ritmo della celeberrima tradizione coreutico-musicale iberica, il citato Carlos Spinana, compositore innovativo e strumentista dal formidabile virtuosismo appartenente ad una famiglia di grande tradizione. Vanta una carriera concertistica internazionale che attualmente si abbina al ruolo di cattedratico nell'Accademia di Musica di Murcia. In trio con il percussionista Miguel Ángel Orengo e la ballerina Mamen Manos esprime al meglio la perfetta combinazione fra forza e lirismo, materia ed anima che caratterizza questo genere musicale iscritto non a caso nell'elenco del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Ancora una notizia prima di chiudere. In occasione della partita tra Udinese e Atalanta avevano utilizzato fumogeni e scavalcato le barriere che separano i vari settori dello Stadio Friuli. Per questi comportamenti commessi il 9 ottobre scorso, la Questura di Udine ha punito con divieto di accesso alle future manifestazioni sportive calcistiche 9 tifosi bergamaschi identificati dalla Digos attraverso il sistema di videosorveglianza della Dacia Arena. I DASPO di durata compresa tra i 18 mesi e i 2 anni hanno colpito un gruppo di supporter per lo più under 30. Stessa punizione anche per un tifoso campano che in occasione della partita tra Udinese e Salernitana giocata lo scorso aprile aveva effettuato un'invasione di campo colpendo con calci e sputi alcuni addetti alla sicurezza. Ci fermiamo qui, tra poco l'appuntamento con A voi la linea. Arrivederci.